Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jeffrey e oggi siamo su un'altra teoria di Five Nights at Freddy's 4. Andremo ad analizzare il trailer. Dopo vi spiego il perché, però prima piccola premessa prima del video. Ho notato che in un giorno abbiamo fatto ben 22 visualizzazioni sul video della teoria di Five Nights at Freddy's 4. Ma solo 3 pollici in su. A me farebbe piacere che arrivassimo almeno a 5 pollici in su, quindi se volete un continuo più costante della serie arriviamo a 5 pollici in su e vi faccio un'altra teoria se me ne verranno in mente. Quindi ho analizzato il trailer e ho notato alcuni particolari e quindi ci ho ripensato un po'. Io come sempre mi allontano perché ingrandiamo e lo facciamo partire. Adesso però abbassiamo il volume, anzi no, alziamo il volume, non ce n'era niente. Ok, quindi non ho bisogno di sentire l'audio perché l'ho già sentito la scorsa volta, devo solamente stoppare il video, così si stoppa, sì, ok. Allora, che gioco pensi di giocare? Sì, abbiamo capito, questo l'abbiamo già visto. Non lo so se riuscirò a farvelo vedere perché devo stoppare il video nel punto giusto. Ok, adesso ti può far inquadrare la stanza, se non sbaglio. Ecco, fermi tutti. Prima cosa, è possibile che da qui si veda come è strutturato il gioco. Perché? Io penso che il gioco funzioni così. Devi controllare le due porte, non ci saranno telecamere. Penso proprio che ci dovremmo orientare solo con i rumori. Tu ti scorgerai per vedere dalla porta e illuminerai con la torcia. Questo è un armadio. No, ho fatto una cavolata. Scusate. Ok. Qua c'è l'armadio in cui dentro ci dovrebbe essere Foxy, come abbiamo visto. E qua c'è l'altra porta. Più o meno come Five Nights at Freddy's 2. Solo che c'erano i condotti, queste sono porte, visto che siamo in una casa. E penso che essendo in una casa non abbiano telecamere in stanza. Ho notato una cosa. Vedete questi 3 elementi? Il ventilatore che abbiamo sempre trovato in Five Nights at Freddy's ed è lui, è identico. Il robottino e il telefono, gli occhi del telefono in particolare, sono viola. Quindi io posso pensare che questa sia la casa del Purple Guy. Il robottino ha una specie tipo di medaglietta per riconoscerlo, anche il Purple Guy ha una medaglietta dello stesso colore. Il ventilatore è identico a quello che non so più parlare, è identico a quello degli altri Five Nights at Freddy's, quindi credo che questi sono gli occhi sono viola, come per ricordare il Fungi, la voce che ci parla all'inizio di ogni notte per spiegarci un po' come funzionerà. Quindi io volevo esaminare solamente questo perché guardando il resto del video non ho trovato niente di particolare. Niente. Ho pensato anche che questo, visto che perché il Purple Guy dovrebbe avere dei giocattoli, perché non è solo questo, cioè sono giocattoli questi, perché il Purple Guy dovrebbe avere dei giocattoli in casa, magari ha figli. Oppure sto pensando che questa potrebbe essere la casa di un bambino che ha assistito al morso dell'87. Quindi ragazzi, io non ho niente da aggiungere, raggiungiamo i 5 pollici in su sotto questo video per continuare la serie. Se mi verranno altre teorie in mente ve lo farò sapere. Noi ci vediamo a un prossimo video e ciao ragazzi.